Allora, Massimiliano, Mare Fuori 2, ci siamo ormai. Domanda di rito, dopo la prima stagione di grande successo, la seconda, cosa devono aspettarsi gli spettatori? È un capovolgimento delle cose, non, secondo me neanche in maniera troppo scontata, da un lato, nel senso che tutto ciò che aveva in un certo senso definito i personaggi, adesso viene messo in discussione. Ecco, così non sono né troppo chiaro. E questo, quindi è stato, sotto tutti i punti di vista, ecco, una sfida interessante soprattutto per questa cosa qui. Soprattutto per questa cosa qui. Quando si gira una seconda stagione, appunto dopo il successo della prima, è andata molto bene, c'è più sicurezza perché si sta affrontando comunque una storia che si conosce, o c'è più incertezza perché si ha paura di magari, non so, di sbagliare qualcosa dopo il successo appunto della prima stagione, ecco. Tutte e due, cioè mentre tu facevi la domanda, stavo elaborando una risposta dentro, tutte e due, perché comunque da un lato la consapevolezza di approcciare comunque a dei temi che più o meno si conoscono, che hai già esplorato su te stesso in un certo senso, quella consapevolezza lì poi ti aiuta a capire come affrontare un certo tipo di percorso e processo. Dall'altro c'è tutto un fattore di maturità, no? Perché comunque sono passati 2 anni rispetto a quando abbiamo girato la prima. E quindi la maturità ti chiama poi, almeno a me personalmente, ha chiamato a fare delle scelte artistiche abbastanza definite rispetto già alla prima stagione, e quindi quella roba incute comunque timore, perché da un lato è il risultato di una crescita che c'è stata, ok? Dall'altro è comunque un qualcosa di nuovo e non è non è la comfort zone magari della prima Certo. stagione, e quindi non sai come possa essere presa, ecco. Però viva Dio, ecco, nel senso che è un modo per mettersi in discussione. Poi, secondo me, a certe cose a un certo punto arrivi quasi a non pensarci, perché è così forte il bisogno che è alla base, che ti porta poi a prendere certe scelte, che queste ansie dell'aspettativa, questa Certo. responsabilità passa in secondo piano, capito? E allontanandoci per un attimo da Mare Fuori, ti chiedo, tu fai parte di una generazione di attori molto giovani, ma veramente molto molto bravi, molto preparati, intelligenti, cinefili, colti, disponibili. Cosa ti rende in questo caso, vi rende diversi dalle generazioni precedenti? Oh, domandone. Guarda, io non l'ho mai onestamente provato a vedere sotto questo punto di vista. Io credo che è indiscutibile il fatto che la preparazione, no? Cioè nel senso proprio il fascino che questo mestiere incute su noi, nuova generazione, è davvero davvero grande, capito? Forse anche per questi mezzi che ci permettono, insomma, di arrivare, cioè no, c'è molta più offerta se ci pensi, no? A quanti prodotti da Netflix, a quanti prodotti da Amazon, Disney, e a quanti film fighi stanno uscendo al cinema, capito? Questa Finalmente, roba qua, cioè, capito? Cioè, finalmente. quindi questa roba affascina, e quel fascino ti chiama a prepararti, no? Perché puoi fare anche tu quella roba lì, speri che arrivi quel giorno in cui magari c'è un freaks out per te, capito? Che ti voglio dire? E di conseguenza ti prepari, quindi in questo senso, no? Ecco, quello studio, quella disciplina che si basa sull'essere affascinati, no? Questi maestri che poi sono questi registi che stanno emergendo, questi nuovi maestri che affascinano, ci affascinano. Questo secondo me è alla base di qualsiasi tipo di istruzione, se così la vogliamo chiamare, anche se è già un parolone, no? Istruzione. Però qualsiasi tipo di disciplina, qualsiasi termine sembra troppo pesante, però è una prerogativa importante, una prerogativa importante. E No, quindi secondo me è e quello.
Sì, lo si nota molto, insomma, siete incredibili, era tanto che non capitava una generazione così. Senti, tornando un attimo su Mare Fuori e a proposito di fascino, no, t'aspettavi che il tuo personaggio fosse uno dei più amati poi? Bah, ti aspettavi, guarda, ti dico la verità, io me ne sono reso conto molto tardi, cioè al di là del riscontro social, va bene? E proprio venne Antonio Refice, che è un mio collega, un bravissimo attore, a Roma e mi disse: ma Massimiliano, mi ha credo, cioè, tu vieni a Napoli, da quando se l'hanno vista, capito? Cioè, diceva così. E poi dopo, quando io sono tornato a Napoli, l'ho riscontrato, faceva anche un po' strano. E me l'aspettavo, boh, non lo so. Io ho lavorato per il personaggio che c'era cercando di poterlo raccontare nella maniera più onesta possibile, capito? Poi è ovvio che un pizzico di quella responsabilità e anche ansia, no, del risultato, che comunque sai, il primo lavoro, un po' più con un ruolo un po' più pesante, sai, grosso, sulla Rai, insomma, incute un po' di timore. Però ecco, ho cercato di farmi guidare dalla bellezza poi di farlo, in scena, no? Di viverlo, capito? In questo senso. Invece una curiosità che ho, ma, ti rivedi tu? Nel senso, ti sei rivisto in Mare Fuori o comunque rivedi i anche i tuoi provini, che sensazione provi? Perché, alcuni beh, è anche abbastanza straniante per alcuni rivedersi o anche solo riascoltarsi. Quindi ti chiedo a te, che rapporto hai con te stesso rivisto in TV o al cinema? No, io mi odio, cioè io odio rivedermi. No, te lo giuro, io mi odio rivedermi perché non lo so il motivo principale, sarà una paranoia generale con la quale convivo ormai, però sì, è sicuramente un po' estraniante da un lato e dall'altro c'hai sempre no, quell'occhio che viviseziona la scena e quindi troverai sempre qualcosa che non te quadra, capito? Quella roba che si potrebbe fare meglio. E poi calcola, ecco, la serie, i primi 2 episodi sono già usciti su Rai Play. Io non ho avuto il coraggio di andare lì e Di vede schiacciare play perché, ecco, piuttosto aspetto mercoledì, la vedo in gruppo perché mal comune mezzo gaudio, no? E Cioè, è un invece, po' più leggero. chi ti sta vicino a casa, insomma, gli affetti, gli amori, cioè che ti cosa ti dicono? Sono oggettivi Eh, oppure cercano, insomma. Ma guarda, non lo so, poi io a certe cose faccio proprio difficoltà a credere, che sai, dico sempre, vabbè, voi partite prevenuti, capito? Cioè, tipo, mia mamma, mio padre, la mia ragazza, cioè, poi sembra brutto dirlo, come se io non apprezzassi, no, io apprezzo davvero tanto, perché poi a un certo punto i momenti di difficoltà e di crisi sono anche cose a cui tu provi ad appenderti, no? Chiedi un parere, però poi cerco sempre di tenere i piedi per terra e dire, ah, ok, per te è così, perfetto, però io resto. Ma guarda, una scemità, no? Una cosa, cioè c'era, non mi ricordo quale scena, comunque insomma, facevo un'azione particolare e quell'azione non mi quadrava, la rivedevo e non mi quadrava. E ho detto vicino alla mia ragazza, che è Lucrezia, ho fatto, ma secondo te questa cosa qua? E lei giustamente mi guardava come a dire, cioè, oh, stai a prendere la tazzina e stai a bere, cioè, non è che stai, capito? Le paranoie che mi posso fare. Quindi a un certo punto cerco proprio di farmela scivolare credendo nella loro oggettività, però ecco, ci voglio credere. Senti, Massimiliano, l'ultima cosa che ti chiedo, Mare Fuori è un cast molto giovane, sei tra i protagonisti, ma che consiglio dai? Che consiglio daresti a un ragazzo di 15-16 anni che va a scuola, però ha il sogno di diventare attore? Batti. Nel senso che siamo una generazione fortunata. Guarda come sono diventato serio a questa domanda. Siamo una generazione fortunata, nel senso che, cioè, parliamoci chiaro e iniziamo ad essere anche un pochino onesti con noi stessi, no? 10 anni fa un ventenne che lavorava era molto più raro rispetto ad oggi. E questo lo dobbiamo alle piattaforme, a tanti progetti e al coraggio di sceneggiatori, produttori che investono tempo ed energie in progetti di questo tipo. Di conseguenza
c'è molta più possibilità rispetto a prima, però bisogna battere, ma non battere in maniera coercitiva, battere con quell'onestà di voler fare questo mestiere per quello che è, capito? Questo è, secondo me deve essere proprio la matrice, no? Il fuoco che ti fa dire, ok, vado, pure se tra 10 anni, beh, tra 10 anni, benissimo, tra 10 anni, però vado, capito? Questo, secondo me. Almeno a me questo è quello che mi ha portato avanti. E quel battere ti serve poi anche a subire questo fascino nuovo che sta vestendo il cinema, capito? E a nutrirti di questa roba che poi ti fa dire, ok, voglio studiare, voglio lavorare, voglio preparare, voglio che sto personaggio esce figo, capito? Meno male, grazie Questo. Massimiliano, grazie. Grazie a Grazie te, mille. grazie a te.